Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Nella situazione che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale, la tecnologia ci permette di celebrare la messa insieme, sia pure in questa forma un po' particolare, con sollievo per me, con Luca. Questa è un'occasione per comunque essere in contatto con i nostri parrocchiani di Villanova, Giussago, Lugugnana, Castello e Brussa. È un'occasione per insieme continuare il cammino di questa Santa Quaresima. Chiediamo al Signore che ci accolga, ci sostenga in questo momento così particolare e difficile, che soprattutto benedica e sostenga le persone impegnate in prima linea per dare sollievo e intervenire nelle malattie di tanti nostri fratelli, soprattutto i colpiti da questo coronavirus, per vivere degnamente questa nostra Eucaristia come incontro con il Signore offerta a lui gradita. Chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riassa dalla sete, l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore. Concedi al tuo popolo il dono dello Spirito perché sappia professare con forza la sua fede e annunci con gioia le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là, sulla roccia, sull'Ore. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti, e Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero.
Gli replicò la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. E avviene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andarono da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli disse loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già verdeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che io ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Il lungo Vangelo che abbiamo ascoltato si conclude con una scena che fa pensare in positivo. Gli uomini arrivano a Gesù tramite questa donna samaritana, però l'esperienza che fanno direttamente del Cristo naturalmente li rincuora molto di più delle belle parole che la donna ha detto di Cristo. Un conto è sentir parlare di Cristo, un conto è fare l'esperienza di Lui come acqua viva che disseta, che porta quella sete di pienezza non solo in questa vita, ma l'esperienza che fai di Cristo in questa vita diventa un anticipo di un'esperienza più grande, quella della pienezza della vita eterna. Il Cristo in questo incontro con questa donna cambia la vita alla donna. È un Cristo che non bada alle conformità. Al tempo del Cristo non solo non c'è questa familiarità e questa spontaneità tra uomini e donne che non si conoscono, soprattutto c'è una distanza abissale tra 2 popoli, 2 etnie, giudei e samaritani. Per fare un esempio riguardo alla competizione religiosa di questi 2 popoli, quando in un'annata che è abbastanza vicina
agli anni della vita pubblica di Gesù. C'è la possibilità della Pasqua. Alcuni samaritani cospargono di ossa umane la spianata del Tempio di Gerusalemme, rendendo impuro e impraticabile al culto pasquale l'intero Tempio di Gerusalemme, rovinando la Pasqua dei Giudei. È un esempio di tante angherie reciproche tra giudei e samaritani. Cristo non ha questo problema, va verso i samaritani più volte. Alcune volte viene addirittura non accolto perché sanno che è giudeo. Però in questa donna lui vede la sete di tutte le persone, di tutti i popoli, di tutte le età, potremmo dire di tutti i secoli. Questa donna è un simbolo, pur personaggio storico, però un simbolo per tutti noi. Rappresenta la sete che tutti abbiamo di gioia, di serenità, di pienezza. Rappresenta anche i nostri tentativi maldestri di arrivare a quest'acqua di vita piena, di vita vera. Lei, nei suoi disordini sentimentali, potremmo dire che è anche un segno di tutti i nostri tentativi maldestri di arrivare a questa pienezza. 5 mariti, una convivenza, sono 6 legami che però non gli danno ancora quella pienezza, e una donna è in ricerca di qualcosa di più grande. Quanti tentativi ai nostri giorni per arrivare a questa pienezza, quanti tentativi di distrarci forse da questa stessa ricerca. Quante persone sommano tante esperienze, tante emozioni e hanno difficoltà a fermarsi e a porsi la domanda: sono felice? Posso dirmi felice? Chi ha il coraggio di porsi questa domanda con sincerità, senza le scorciatoie di tante emozioni accumulate l'una dopo l'altra, ha più possibilità di trovare la vera risposta. Tu che cerchi la pienezza, ti accorgi finalmente che la pienezza sta cercando te, e questa pienezza è Gesù Cristo. La donna scopre un po' alla volta, attraverso la gradualità che il Cristo usa nell'avvicinarsi a lei, questa pazienza passo dopo passo, che è quel Dio che lei crede esistere e crede essere dalla parte dell'uomo e della donna, che sta andando verso di lei per darle quella pienezza. Noi in questi giorni strani sicuramente non abbiamo possibilità di collezionare tante emozioni, di fare tante esperienze. Vediamo ridotte all'osso tutte le nostre possibilità di relazione. Siamo nella necessità di recuperare l'essenziale anche della nostra fede. Chiediamo al Signore che in questo tempo di Quaresima ci aiuti a trovare, pure nelle difficoltà di questi giorni e ancora di più a motivo delle difficoltà di questi giorni, tempo per Lui. Perché in questo tempo personale, in questo tempo di lettura della parola di Dio, in questo tempo in cui possiamo valorizzare tutti i messaggi, tutti i contenuti di preghiera, di riflessione, tutto quello che ci arriva via anche internet, possiamo valorizzare tutto questo nel nostro cammino di Quaresima e fare l'esperienza dell'incontro con Dio. Se la facciamo, saremo missionari, come questa donna. Saremo come quella donna del Vangelo, questa samaritana, che aiuta l'intero villaggio ad arrivare a avvicinarsi a questo Cristo. Quando questo contatto si avvierà, poi questa donna si metterà da parte, perché percepisce lei stessa che non c'è più bisogno di lei. Che Dio ci aiuti a fare il percorso di questa donna nella scoperta di Dio, per adorare Dio in spirito e verità. Lo Spirito è lo Spirito Santo che ci porta alla verità, che è la stessa persona di Cristo. Cristo, verità, ci dice chi è Dio, ci dice chi è l'uomo, ci dice chi siamo noi. Noi quando arriviamo ad adorare Dio in spirito e verità, troviamo Cristo, troviamo noi stessi e portiamo altri ad avvicinarsi alla verità.
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nel cammino verso la Pasqua sostiamo oggi presso il pozzo dell'acqua viva che è il Signore. Ristorati dalla sua parola, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. O Padre, dona alla tua Chiesa santità e forza, concedici di essere sempre quei fedeli adoratori in spirito e verità. Preghiamo. O Padre, infondi in coloro che hanno compiti di governo la conoscenza delle vere necessità delle persone loro affidate. Preghiamo. O Padre, consola chi non ha speranza e chi non ha pace, mostra loro il tuo sguardo sereno e benigno. Preghiamo. O Padre, sostieni i dottori, gli operatori sanitari, tutte le persone impegnate nell'assistere i fratelli e sorelle colpiti da questa malattia che sta agonizzando tante persone della nostra Italia e nel mondo. Preghiamo. Ti chiediamo questo, Padre, per Cristo nostro Signore. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera. Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù, con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione, perdono, Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore.
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonio Nonis e Maria, di Olindo Morsanuto e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte a vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Santa Margherita e gli altri patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria in secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona ad essa e al mondo unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Partecipiamo all'unica comunione con la comunione spirituale. Purificami, o Signore, sarò bianco dell'amore, pietà di me, Dio del tuo amore, nel perfetto cancello il mio peccato, e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, o Signore, sarò bianco dell'amore. Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare, ecco malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre. Purificami, o Signore, sarò bianco dell'amore. Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, regno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Regina Coeli.